Die Autonomie. Autonomia significa? Autonomia in generale. Die Autonomie. Autonomie bedeutet für mich. Autonomie ist. Autonomie bedeutet. Per me l'autonomia. Autonomia also Artesina. Autonomia niente. Understanding Autonomy. Bel bangoni a questa trasmission contra la Ladinia. Hallo, mein Name ist Nadia Runger. Willkommen bei Understanding Autonomy, dem Podcast, der Südtirols Autonomie und deren Auswirkungen besser verstehen will. In dieser Folge löse ich Anita Rossi auf ihrer Spurensuche durch die Autonomie ausnahmsweise ab. Ich bin Ladinerin, Autorin und beschäftige mich näher mit der ladinischen Sprache und Kultur, zeitweise im Ladinischen Kulturinstitut Micura Rü. Und genau darum geht es in dieser Folge. Die LadinerInnen, die historisch älteste Sprachgruppe in Südtirol. Kurz zum Ablauf der Folge. Der erste Teil wird auf Deutsch und Italienisch sein, im zweiten wechseln wir zum Ladinischen. Nell'ultimo referendum del 2011, circa 20.000 sudtirolesi si sono dichiarati appartenenti al gruppo linguistico ladino. Si tratta del 4,5% della popolazione altoatesina. Le ladine e i ladini sono quindi il più piccolo dei gruppi linguistici altoatesini. Ciò comporta sfide particolari. Wie sieht die Realität dieser Sprachgruppe aus? Wie hat sich die ladinische Sprache entwickelt und welchen Spielraum haben wir LadinerInnen heute? Wer mit Ladinisch als Muttersprache aufwächst, merkt bald, dass die eigene Sprache wenige Kilometer vom Wohnort bereits aufhört. Man lernt, dass es da noch andere Täler gibt, in denen Ladinisch gesprochen wird. Doch das klingt anders und ist nicht immer auf Anhieb zu verstehen. Was bedeutet Ladinisch genau? Insieme a Leander Moroder, direttore dell'Istituto Culturale Ladino Micura Rü, vogliamo dare un'occhiata più da vicino alle caratteristiche di questa lingua. Intanto va detto che il ladino è una lingua neolatina, come tutti sanno. Già la parola ladino deriva logicamente dalla parola latino, e adesso possiamo anche dirlo, è una lingua molto più vecchia anche dell'italiano perché è derivata proprio da quello che è il ladino antico, rimasto latino antico però naturalmente volgare, che è rimasto in queste valli isolate, mentre nelle valli più grandi, Valle dell'Agile, Val Isarco e Val Pusteria, ci sono state le influenze del nord e del sud e dell'est e quindi sono arrivate le altre grandi lingue. Noi parliamo una lingua che addirittura è più vecchia dell'italiano, senz'altro si può risalire a queste lingue precedenti alle grandi lingue neolatine, quindi anche prima del 1000, e si sa che c'è stata una specie di continuità dalla fine dell'impero romano fino ad oggi. Diversamente non si spiega perché questo ladino si sia conservato. Ci sono alcune caratteristiche che lo dimostrano, anche linguistiche. Per esempio noi tutte le parole che in latino iniziavano con la CA, la K, le abbiamo palatalizzate, quindi il cane canem diventa can, così è in tutte le zone ladine, è rimasto così. Viceversa alcune sono rimaste quando invece l'italiano l'ha già di nuovo cambiate, oppure noi diciamo per esempio la conservazione delle consonanti doppie, quindi in latino plumbum, il piombo, noi diciamo plom, l'abbiamo conservato, l'italiano dice piombo. Giusto? Latino plumbum, da noi è rimasto il plom, quindi la PL si è conservata. I plurali in S, un'altra una cosa tipica, molto tipica del ladino, lo trovi da qui fino ai Friuli e nei Grigioni, la trovi, questa S plurale in S. Cioè cose del genere ci accomunano, quindi è questo interessante, non solo in area dolomitica, anche alle altre aree che sarebbero ladine o retoromanze, come si vuol dire, cioè di Svizzeri, dei Grigioni e friulani. Um herauszufinden, wie die ladinische Sprache entstanden ist, müssen wir etwa 2 Jahrtausende zurückgehen. Als symbolisches Geburtsjahr der ladinischen Sprache wird manchmal das Jahr 15 vor Christus genannt. Dieses Datum wurde 1985 gewählt, um das symbolische 2000-Jahre-Jubiläum der ladinischen Sprache zu feiern. Um das Jahr 15 vor Christus drangen die römischen Truppen unter der Führung der Feldherren Tiberius und Drusus in den zentralen Alpenraum vor und unterwarfen die dortige Bevölkerung. Einige Gebiete gehörten bereits zum Römischen Reich. Da durch die Alpen wichtige Handelsrouten verliefen,
kann man annehmen, dass es im Alpenraum schon vor der Eingliederung ins Römische Reich lateinische Mischsprachen gab. Jedenfalls begannen sich die Sprachen der rätischen und keltischen Bevölkerung verstärkt mit dem Lateinischen der neuen BesatzerInnen zu vermischen, woraus sich allmählich die ladinische Sprache herausbildete. Das Gebiet, in dem damals Ladinisch gesprochen wurde, erstreckte sich von der Donau im Norden bis zum Gardasee im Süden. Im Westen bildete der St. Gotthard-Pass die Grenze, im Osten Trient. Im Schweizer Kanton Graubünden spricht man heute noch Rätoromanisch bzw. dessen verschiedene Idiome. Das Friulanische blieb rund um die Region Friuli-Venezia Giulia erhalten. Beide Sprachen sind mit dem Ladinischen verwandt. Durch die Völkerwanderung wurde die ladinische Sprache dann schrittweise zurückgedrängt. Die Bajuwarinnen germanisierten beispielsweise große Teile des heutigen Tirols. Um das Jahr 800 gab es in der Bozner Gegend und im unteren Eisacktal jedoch noch einige Ladinisch Sprechende. Auch im Vinschgau, am Nonsberg und im Fleimstal überlebte die ladinische Sprache noch einige Zeit. Ein Grund für das Verschwinden der ladinischen bzw. rätoromanischen Sprache im Vinschgau war die katholische Kirche. Als sich in der frühen Neuzeit im benachbarten rätoromanischen Graubünden zunehmend die protestantischen Ideen ausbreiteten, befürchtete die Kirche ein Überschwappen dieser für sie gefährlichen Gedanken auf den Vinschgau. Der Gebrauch des Ladinischen in Kirchen, Schulen, Gemeinden und Gerichten wurde verboten. Das Ladinische zog sich bis 1600 schrittweise in die Dolomitentäler zurück. Seitdem sind die Grenzen des ladinischen Sprachraums eigentlich unverändert geblieben. Die meisten Dolomitentäler standen viele Jahrhunderte lang unter dem Einfluss der Bischöfe von Brixen, der Tiroler Grafen und der Habsburger. Die DolomitenladinerInnen befanden sich somit fast 1000 Jahre hindurch unter deutschsprachiger Herrschaft. Das änderte sich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und dem Untergang des Habsburgerreiches. In Folge wurde Ladinien Teil Italiens. Der Erste Weltkrieg war für die ladinischen Täler mit viel Leid und Zerstörung verbunden. Immerhin verlief die Kriegsfront zum Teil durch das ladinische Gebiet. Die Dolomitenladinerinnen wurden 1923 bzw. 1927 auf die 3 Provinzen aufgeteilt, in denen auch heute noch Ladinisch gesprochen wird: Südtirol, Trentino und Belluno. Zu Dolomitenladinien zählt man heute das Gardatal, Gröden, Fassa, Buchenstein und Cortina d'Ampezzo. In diesen Gebieten leben insgesamt rund 38.000 Menschen. Ungefähr 30.000 davon sind ladinischsprachig. Come abbiamo sentito, il ladino delle Dolomiti si parla in Val Gardena, Val Badia, Val di Fassa, Livinallongo e Cortina d'Ampezzo. Il termine ladino delle Dolomiti si riferisce all'insieme degli idiomi: il ladino della Val Badia, il gardenese, il fassano, il fodom e l'ampezzano. Come si può immaginare lo scambio e la comprensione reciproca dei rispettivi idiomi? Tramite i media odierni, quindi la radio, nella quale adesso stiamo parlando, la TV, forse ancora di più, ma anche i media così, l'internet, i messaggi che ci si scambia, vengono scritti e fatti, redatti e poi ascoltati e visti da tutti i ladini, senz'altro. I ladini della Val Badia che dicono che non capisco il gardenese o viceversa, secondo me lo dicono ad arte. Non è così, tu capisci sempre di che si parla. E io direi che questi mezzi di comunicazione moderni hanno aiutato a capirsi molto di più. Sono convinto che le persone giovani hanno molto meno problemi a comprendere uno dell'altra valle rispetto a 30 anni fa. Questo è quasi sicuro, no? Non c'è bisogno di andare nell'altra valle fisicamente per sentire un badiotto o un fassano. Ci sono 1000 occasioni tutti i giorni, se vuoi, in cui ci si può comunicare. La nostra sfida è usare questi mezzi per quello che ci permettono, e vedo che i giovani lo fanno in maniera molto spontanea, no? Ma a forza di sentirsi a vicenda, secondo me, questa è la sfida: non farsi impaurire e cercare di vedere e sentire quello dell'Alta Valle, la varietà dell'Alta Valle con apertura, non dire
partire per principio di ma io questo qui non lo capisco, i Fassani non li capisco, ma puoi immaginarti se non li capisci di sicuro. Se vuoi, secondo me se vuoi, li capisci. Parliamo dell'ambiente multilingue e della coesistenza delle lingue nel Sud Tirolo. Qual è l'effetto di questo contatto linguistico? Tutte le lingue sono sempre state, lo saranno in futuro, influenzate da altre lingue che le circondano, perché la natura delle cose non può che essere così. La differenza è solo quella che nel caso di una lingua minoritaria le influenze possono avere un effetto più grande, no? Quindi questo va specificato. L'influenza c'è sempre stata, naturalmente il ladino, essendo lingua neolatina, ha a che fare con l'italiano molto di più, cioè ha a che fare con l'italiano e pochissimo con il tedesco per sua natura, però l'influenza in sé è abbastanza uguale o paragonabile per parole che provengono poi e interferenze dal tedesco e dall'italiano. Le chiamiamo interferenze come se fosse una cosa negativa, ma è un processo che è successo e che succederà ancora, quindi già 100 anni fa, anche già i nostri nonni, che magari oggi una volta si parlava il ladino puro e così via. Non è vero, perché se vediamo gli scritti, diciamo il ladino scritto non ha grosse origini, ma non ha esempi di scritti tanto vecchi, però 100-150 anni fa sì. Anche già lì vediamo che in questi testi pochi intellettuali che scrivevano in ladino o lo usavano per dire le loro cose erano in difficoltà e spesse volte andavano a cercare termini che poi venivano da altre lingue, quindi il tedesco e il ladino che erano le prime, l'inglese all'epoca non era ancora molto in. Una differenza però va rimarcata. Se all'epoca una cosa del genere succedeva, quindi si prendeva in prestito un termine da fuori, quindi necessariamente un'altra lingua, il più delle volte si prendeva questa parola e la si ladinizzava. Cioè non si prendeva la parola tale e quale o tedesca italiana e la si inseriva in una frase perché non sarebbe stato accettato, la gente forse neanche avrebbe capito. Ma ci sono delle parole che ogni tedesco conosce, no? Müssen, dovere, noi diciamo Messai. Quindi müssen in tedesco c'è l'accento sulla prima vocale, noi in ladino di solito la vocale cade sul finale della parola, di solito o molto spesso sulla vocale finale, e quindi müssen diventa Messai. Allora se io uso Messai in una frase ladina, forse neanche in tedesco neanche si accorge che io sto usando una parola che ha radici, origini tedesche. Come abbiamo sentito prima, nel cantone svizzero dei Grigioni si parla ancora oggi il romancio, e il friulano si è conservato nella regione Friuli-Venezia Giulia. Com'è il contatto tra l'area friulana, l'area romancia e l'area dolomitica? Collaborazioni, bisogna essere sinceri, se non sono di carattere istituzionale di solito non esistono, cioè sono pochissime le occasioni in cui persone dal Friuli, quindi dalla zona friulana, dolomitica e Svizzera si incontrano fra di loro in modo spontaneo. Non esistono legami di parentela, quasi non esistono, cioè semmai sono del tutto casuali. La divisione è vecchia di 1500 anni come minimo fra la zona svizzera, la nostra, dolomitica, e quella friulana. Siamo così, 3 isole, però se si va indietro sulle carte linguistiche ci sono stati fatti dei tentativi. Se vai indietro, devi andare però prima al periodo delle invasioni che noi diciamo barbariche dal nord, no? Quindi bavaresi, Prima del 600, prima del 500, si può parlare di una grossa zona che andava più o meno dal Friuli orientale a una parte della Lombardia, nella zona al nord e a sud delle Alpi. A nord neanche tanto poco perché si arrivava al Reno. E quindi una zona molto molto grande che avrà avuto 100.000 differenze, cioè quindi varietà, però della stessa, diciamo, facente parte dello stesso ceppo. Verso nord il confine linguistico è abbastanza ancora oggi chiaro. Se tu sei in Val Badia e vai verso nord, quindi verso Brunico, a un certo punto tu arrivi in una zona dove da un chilometro all'altro non si dice più Chang, ma si dice Hund.
Cioè sono proprio due parole diverse, due lingue, due culture diverse. Verso sud noi diciamo Chan e vai giù verso sud, a un certo punto non si dirà più Chan ma si dirà Can, e poi alla fine quando arrivi in Toscana o anche un po' più a nord diranno cane. È così, quindi verso sud il passaggio dal ladino a altre lingue neolatine, quindi in questo caso l'italiano, è graduale. Verso nord c'è un confine precisissimo. Nachdem wir uns nun mit der Sprache, ihren Merkmalen und ihrem Umfeld beschäftigt haben, fahren wir mit einem zentralen Punkt fort, der Bildung. Kleine Info vorab. Nach einer Einleitung zum paritätischen Schulmodell werden wir die Folge auf Ladinisch fortsetzen. Mit Edith Ploner, sie leitet die ladinische Bildungs- und Kulturdirektion, sprechen wir über den Aufbau des paritätischen Modells. Wie funktioniert es in der Praxis? Paritätisch heißt zu gleichen Teilen und es bezieht sich auf die beiden Hauptunterrichtssprachen Deutsch und Italienisch, die zu gleichen Teilen und laut Bestimmungen auch bezogen auf das Ergebnis in deutscher und italienischer Sprache durchgeführt wird. Die ladinische Sprache ist laut Autonomiestatut Artikel 19 auch als Behelfssprache gedacht. Das heißt, dass Ladinisch in allen Fächern auch als Erklärungssprache verwendet werden darf. Ladinisch wird zudem als Sprache und Kultur in Form von 2 Wochenstunden sowohl in der Grundschule als auch in der Mittel- und Oberschule unterrichtet. In der Grundschule sieht es so aus, dass alle Fächer der Grundschule oder alle Bildungsbereiche in beiden Sprachen Italienisch und Deutsch unterrichtet werden. Konkret heißt das, dass Mathematik zum Beispiel zur Hälfte auf Italienisch und zur anderen Hälfte auf Deutsch unterrichtet werden kann. Und die Form, wie das passiert, liegt den einzelnen Lehrpersonen frei. Ab der Mittelschule werden dann die Fächer je nach Unterrichtssprache geteilt, und zwar auch da möglichst aufgrund derselben Stundenanzahl. So wird zum Beispiel Geschichte in deutscher Sprache unterrichtet und Geografie in italienischer Sprache. Diese Fächer bleiben dann konstant in dieser Unterrichtssprache. In der Oberschule ist es ähnlich, da sind auch die Fächer nach Sprache geteilt. Es gibt dann das Fach Religion, das in den 3 Sprachen unterrichtet wird. Und natürlich bei den Fremdsprachen ist es so, dass man möglichst bald mit einem Immersionsmodell beginnt. Das heißt dann das Englisch-Französisch nach einer Einführungsphase in die Sprache dann immersiv, das heißt also in dieser Sprache stattfinden sollen. Zum Kindergarten. Der Kindergarten zählt nicht zur Pflichtschule, aber auch da wird die Grundlage gelegt. Und wir haben hier laut Artikel 19 die ladinische Sprache als Sprache, die in den Kindergärten verwendet wird. Allerdings mit einer frühen Förderung der beiden anderen Landessprachen Deutsch und Italienisch. Das ist die frühe Förderung der Mehrsprachigkeit bereits ab 3 Jahren im ladinischen Kindergarten. Ko je pa prdrat na šulmodel da škola paritetik, kun fronč idealism impani. Ti chalong plu avisa alla storia jai bujangs la personas per capil svilup il valor da cas sistem educativ. L'istruzione è giunta alla longa stata un privilegio di una piccola minoranza. Cash velen per il rayon del lingaz ladin. Dal Concil de Trent, alla metà del XVI secolo, ti univa d'antaldut dat considerazione all'insegnamento de religione, che univa impertenza teni per ladin. I preves locali ho ancora de cal una gran importanza. Con la riforma scolastica di Maria Theresia del 1774, il po unima tussù la ubblianza scolastica generela. Sambang nania castania unida metuda androa dan dia lauter, i de fatti univan chet la valedes ladines, las scolas elementaires per mo istituidas pel plan ti de geneis do. Las circunstanzas ne fovan nia probisauridas. Per via che l'ingaz amministrativ de Gradaina it la Valbadiva fora te chiaiani tudask, univa l'insegnament ni in gran pert per tudask impertence per talian. Il ladin univa ad urvar canche il fora de bujang de tlarimiec vel contenuc. Te fascia,
un pezz I fedom fova il talian l'ingaz d'ensegnament primaire. Il ladin ova tiani da n'importanza secundära dell'insegnament. Cankel fova dan la primavera mondiala unitas de tensions nationalistas, tanter irridentists italians I nationalists judasch, fova tenieda in cel sistem de scola la Valle des Ladines ruvad antre la doi frontes. L'autoritees scolasticas tiroleges se damandovan taur il 1870 na scola me tudascha per la Val Badia. Promo 3 anni più tard, fovli no producing aura lena d'ensegnament italian. Te fascia all'incontra, univa I tentativs de cercertli de istituir scoles tudasches combattui dai preves la Valleda. In cella scunfurias la primavera mondiala ova fazions direttes sulla scoles. Te fascia, ova l'amministrazione militera austriac-ungaregia, per esempio druca 3, che il tudasch unisse insegnar che materie de ublianza. Da la fin la viera, il sistema de scola la Valle des Ladines unitalianisa modan il fascism. In cella opzione ne pre i ladins nia passeda via chiet, che ne valova de fatti nia me per la popolazione tudascha del Südtirol, ma pert anche per la Valle des Ladines. I mutons la famiglie optantes frequentava bona curs de tudasch a posta. Con la occupazione della Wehrmacht tudascha del 1943, univa l'insegnament in fat per tudasch per Dutch, ora che fascia. Dopo la fin della seconda guerra mondiale, univa bona menala discussione su un chung model de scola che da sova da moinla un nimetun droa. I rappresentanti della Lieja, di comuns, e delle scuole pretendeva, anche contro la volontà dei genitori, un modello di scuola italiano tudesco balanzato con un aperto insegnamento per ladin. Nel 1948, al Ministero per la Istruzione della Taglia dazzi benste al modello di questa scuola in scitlama paritetic. Dalle scuole primarie, il questo modello dal da in cui unis larga ora agli altri livelli di scuola. Dola seconda viera se al model da scola sviluppa inant. Si giunt zurück a dola seconda viera del mon, gissi in prima de dut zurück alla ordinanza del minister Guido Gonella, che con una sciampla ordinanza ha de als valades ladines la provincia de Balzan la possibilità di insegnamento paritetic, che lo di che I due linguaggi principali di insegnamento italiano e tudesco ne adura tlem demo numero d'ores e possibilmente tlem demo risultat pur la scuola elementare. Il sunger cordec la ota el macciamo la scuola elementare d'oblianza, purché le questa stata una fundamenta che ti ha dauri il tru al sistema con incel de danke, samba che a ne niecamo laurefora a sa, che lo dice a laureester truppes normes ciamo de do, e che lo facessi bagn il vares po al 1961, o la caligno la legge per la scuola mesana. Dal 1962 in ant unse la scuola mesana d'oblianza, e con cal il nulla pro 3 anni de scuola per 12 anni d'oblianza, e o la che le scuole ladine sa san bagnincem tussel tru da istitui queste scuole nant ne niecemo d'oblianza e ne niecemo tles valades ladines tlam dema misura. Spo san bagn gran vare il nu fat con il secondo statut d'autonomia del 1972, o la che festegiun castani 50 anni, o la che la scuola ha una fundamenta giuridica cotam più stabila, suradut con l'articolo 9 del statut, d'agnara del demo statut d'autonomia del 1972, che è giuit cotam più avvisa ince sung insegnanti a istituì una intendanza ladina autonoma, nant ne la intendanza ladina NIA, e ne suradut ele un collegamento dar sterk con la sovrintendenza italiana. Con cas al samba in pudu pieia un tru che a despo cancalé la possibilità di più norme d'attuazione e sono giusinanti possiamo fino alle ultime norme, alle indicazioni provinciali e che lo fosse un tru sambain lung e specific su resungite vigni detail. Mo juris magari ricordè un valgun punch de castes peres miliares, dicessi, o la che i pudun di
che gli insegnanti delle scuole ladine mas avai la conoscenza del linguaggio ladin, per la scolina e la scuola elementare ma si ince declarare il linguaggio la uma ladin. Questa non è la stessa cosa che l'esame di bilinguismo o trilinguismo e neanche la stessa cosa che la declarazione del gruppo linguistico. In più all'estero, per una graduatura delle scuole ladine, e delle scoline intrattanti, l'esame di ladin apposta, che l'intendanza tolge, e che lo è il decreto del Presidente della Repubblica, numero 89 del 1983, che definisce avvisa che un po' ruve a insegnare nella scuola ladina. Die anni a troppa personas con laurea per metter sul model de scola paritetic. Mat mancung un pitch sistem o di sambagn avai tutte le persone che collaboraia per il fa garate mo ince per il matimpe. Sambagn senza norme, senza legges un varania da avai in te sistem. Pur calce pionia a livello de Südtirol, con la politica, che fece le norme e cal compit fa le norme, spocancale il da ricordare Franz Demetz, Hugo Valentin, e sposambagnic Florian Musner e Daniel Alfreider, che sta le persone principali di riferimento, samba in lunga le giuntes provinciali e inci presidenti della provincia, che ha tu queste fondamentes giuridiques per poter mettere e sviluppare un sistema scolastico. Sposambagn il da punse al primo intendant ladin, che è il dottor Franz Vittor, il secondo intendant che è il dottor Roland Verra, e tutti i teams delle intendanze, io resi in cercordè il dottor Alfred Irsara, che ha tu so dicesse io l'amministrazione in Bunapert, e tutti i teams che ha la repara digiun cancalet les amministraziuns, de pitches amministraziuns, clautam sacemos calcolè les pagas a man, e caspo cui vari che giusinanza med il sviluppo in l'amministrazione tres fat de marge la urz. Moschuk personalités uresse recordè da san ince tuttes les maestres e maestri che dal 48 inant ha potuto insegnare a soprattutto in responsabilità la scuola ladina e caspo de do veramente den gran contributo in per sviluppare il linguaggio ladin de scuola. In schilo il personas che sa fat gran merit e ula che im sun diche al nenie la otania ar compdeim nüch la otaniel laurecung un gran idealism in chal de dan köchamo impert mal de dan kö unse institutionsposte just po specificamente con tematiches scho per esempio il sviluppo de material didattic. Ecco, zigu inch ispetturs el stex ha fat merit la scuola ladina direttorias che ha un timpe mo veramente ince troppes personas che ha collaboré a livello costruttiv con cash sistem. Io resinch ricordè sposama l'istituzione della scolina ladina che nasciuta con la legge Transies del 1976 con una competenza primaria della provincia autonoma de Balzan, inch do il secondo statuto d'autonomia, e che istituì le scoline provinciali che vengono portate dai comuni sciocche strutture. Inch che lo il stessamba ils prims maestres che ha tussödigiung e che ha fatto funzionare ince les primes scolines. La fase dell'infanzia è scelta importante per imparare rosnedes. Indicazioni provinciali per le scoline ladinas del 2009 da dant traverts educativs in cont la promozione del plurilinguisme. Culaures je de aiut per differenziare il linguaggio. Suradut ele l'amdema maestra o l'amdema collaboradassa pedagogica che porta ite schökmdema persona de più linguaggio. Da altri modit casta ite si riferisce gunot a una persona in linguaggio, pur che mitunsels mitans impars da piccibile da differenziare la persona in riferimento a un linguaggio. Cajon va da nos sambainia, de che schöki ha dit e les maestres e les collaboradasses pedagogicas che lavorano la scolina ladina de linguaggio la uma ladin. Callo di che tambun caravà porter zitte il italiano e il tudesc na maniera de giuc con un principio de ordine di linguaggio. Callo di che con il caratterizzare il linguaggio o il definire il linguaggio in tres un curu, concretamente roris caldi laure con un fazzurel gel vert o köce a mesa il local, con mat la sura il material che vengono po definire
ed è scritto anche pur un di tre linguaggi che corrisponde al curù. Quis linguaggi unse tutto ciò che riferimento al portfolio europeo di linguaggi, o là che alle ci preudu il brum per linguaggi inglese, e che un su che un modello che va a visa bun per nostra realtà ladina, o là che ordine linguistic, daida da san differenzier, quis linguaggi, e i daida bel purteite ten riferimento. Al porta a una buona riflessione metalinguistica, che lo dice che mitungs e mitangs da mana e codice un pa cash pur gel o pur köce, kan kale keine sania, che lo dice che ai sintan attira o bel bimbo adora cal che il lingaz italiano e cal che il tudesc ince il baia niecemo attivamente. Ma l'esperienza di ultimi 15 anni sa mostrare che con questo modello sono buoni alla fine della scolina da portare a una competenza attiva di tutti e tre linguaggi la gran parte di mitungs e des mitangs. Samba un tema che mastra tempo più avvisa che le samba mitungs e mitangs con background di migrazione. Da lo il samba da considerare che il modello valga mia complesso. Il plurilinguisme ha un gran valor e porta a competences che aiuta a fare collegamenti e ipoteses linguisticas. Le teorie sul plurilinguisme dice avvisa che alle competenze in più che chi che cresce con un linguaggio nania e che ha da fare ince con studi con fat, ince con la perte creativa, con la formazione di ipotesi, con le linguistiche, che lo dice che più linguaggio can sa, più sauri che an sfege ince da tosse un linguaggio nulla pro. An impara più sauri, possiamo ele daudai ince più il linguaggio can sa a ci famiglie linguaggio che de ci famiglie che hai fes perd e le somianze in di linguaggio e sambain da analizzare da capire se un po' ne bil passem più pur analogie da un linguaggio all'altro. Nos laurun tröppinch con la educazione linguistica integrata, che lo dica al vain propi ince tu l'insegnamento e la didattica tu a confronto i linguaggi. Per esempio la parola casa, house, o di che il linguaggio italiano che ince un linguaggio neolatin se sumaiat più a casa o casa, e la parola house che sembra un linguaggio germanico non ha la medesima somiglianza. E sono cash pons inch laure, monia ma a livello di parole, inch a livello di costruzione di frasi, con grammatiche integrate, e spo sembra ince con test sono chi campo laure a de più maniere, tu long it de più linguaggi. Ecco, questo sistema è zigucciamo da laure fora e da sviluppo in ant, ma al sporta zigu a competenze diciamo che pod d'ogni adurades dar bun ince sul lavoro, competenze funzionali di linguaggio che savunda baie. Per migliorare la didattica, hi ha rascidas da sang importantes. Nos pionia da san da zing rascidas que fattes da idade com a disposizione e son chi costruiunse formas de azione e de support. Sun la questione di linguaggio de l'obunamento non saruns mai impara fora, da lo charunse ciche la ingrescida de mela, mehrsprachig ladinisch, la scolina e sein la scuola elementare se mostrarà, in schilo sun sudai che charunda purta inant na maniera equilibrata l'italiano, il tudesc e inch il ladin, e chilom sun sudai proprio incet la didattica singola o la manchera pa chilo. Sun se rinforze competenze ince dels maestros e di maestri, copuduns pa purtecta didattica integrata na maniera che il portes val in più. Ecco, im sun chilo argiunge livi de qualità, definì la qualità e laura in anspo anche le vare pur vare, mo cund pici vari, dec senza rischiungs da vai de bels parores e nestor spodonia più bunda mudeva alt la realtà. Migliorare e sviluppare in ant la didattica, manager lauras burocraticas forplo complicei, già te maestras e maestri qualificei. Aldoda Edith Planer, ja căștas în valgunan das fidedas la scola ladina dal didanquai. Dut căș per porter las scoleas e scoleias alla miaura formazione possibla, renforzang la mutangs e mutongs da si personalità. Sta miu formazione possibile tacca sambagna dum inch con kis goals del 2030 di criteri de sostenibilità,
da lo il undaki e cal davai proprio una miu formazione possibile. Im sun di cont les valades ladinas do la ratta in general chamo na realtà economica binde bobuna. Con cash contesto cunt nostres valades ladinas puduns nos laureinant te belles strutturas e cal mi fidi da di con veramente puches realtà sulla cal nenia strutturas adattadas. Jung chamo la fortuna davai la buna pert di insegnanti qualificati, che je sambain ince na in de sfida da ciafè inant de bui maestri e des bunes maestras, cacciamo l'interesse, la pazienza e la convinzione d'agir a insegner. Samme la sfida è cara d'un pitch sistem ince, e cash massi ince di che un pitch sistem con les de sfides burocraticas che al de danke, dvini vers les innovazions e les complicazions con de cash vers diventa pur un pitch sistema di una de sfida d'argrana. Alle les personas che diventa più dice da faerta trai schuc genitors dice fundi fides alle genitors che si identificaian nia alle pur fortuna una piccia mandranza mo chi sta dar un gran lavoro da gestire da trai ma son in srand contra ninia bugn da rove a soluzions che ans ci dras magari il rest è per me la sfida la didattica. La didattica ores proprio di tigni cont des competences, tigi lunga ai mittungs e als mittangs, pieia da sus competences il sviluppe inant. Un'altra sfida che ziguca le cara ince la digitalizzazione, per me vuol dire la implementazione della didattica, e che è una sfida nia da più cara da portaite belle dalla scolina, dalla scuola in sé, na darta duranza, des applicazions e incet do di struments che ha a disposizione e che savun incet crea una certa dipendenza u la che la scuola mas ben crea un più contrapais de senza vagnel a manche competenze che da san importantes. La sfida è zigu cara da vire bun e da rinforzare i mittungs e mittans de sua personalità. Cash dice incet che la scuola può fare sua pert che lo di i c'è da sostenere la coscienza de sen stas, da ti de crata e forza, da crai te sus competences ince al nenia cars la scuola valorizzare ciò che è più importante. Che lo di proprio ti de la forza da virinch da trai con limits, der che in unia ducels in dems competences, e da fal miuding fora. La sfida per me cara da gia chiri i talanch di mittungs e des mittangs. Spo vagnel tres ince disposizions la pro. Per esempio, cal la educazione civica. Not la educazione civica uns trups champs laite. Qua da na educazione la cittadinanza cosciente e attiva e responsabile e che lo uns champs intiers pudung rinforze. Ince l'educazione finanziaria e un di champs di jun cal pudung rinforze, mo arava per me bagnince de miore da san la didattica les materias fundamentales. Quello di linguisticas, quello di matematicas, il linguage forest, mo ince tutte les materias più creativas ha una importanza dar grana per la formazione della persona. Pensum alla musica, alla necessità di integrare de più il movimento e soprattutto ince laurete proiect. Ecco, che dar importante che mittungs e mittangs nai niec savai des parti, mo che sides do bunda colleghesso savait na maniera interdisciplinara, der la realtà della vita è globale e nia des partida pur insegnamento. Il modello de scola paritetic ha già una fundamenta importante con il secondo statuto d'autonomia. Ticcialong plu avvisa alla scunanza de nostra mandranza e ai ponch importanti per la ladinas e per i ladins del statuto d'autonomia. L'accordanza de Gasperi Gruber del 1946, in la meda Tratat de Paris, univa rateda la fundamenta de dart internazionale dell'autonomia del Südtirol. L'accordanza contiene una linea de misures de defendura des frontes per la gruppa linguistica tudascia, ma i ladins ne vant l'omania annunziai. Ne vel per l'autonomia povestornia per la popolazione ladina? Ma gion dan provia. Dapert d'Italia ne univa il ladin che il 1946 nia consideran lingaz per sé, ma men dialet italian,
Questa fava de fatti stata l'argumentazione intan il fascismo. Canche liet il 1948 pona uniora il prim statut d'autonomia, univa la gruppa linguistica ladina ilo finalmente renunziada, i cult l'apert, ad urvanza del lingaz tudesc i del ladin. Ma il prim statut d'autonomia o in generale in valguna mancianzas. Delles comedee fava, schempodinci, lanciaria della Commissione di Desnuv, che è unida istituita del 1961. Tanto la 19 persone nominedes favel in cel ladin Franz Brucker, ma union al present. C'è misures de defendura per la gruppa linguistica ladina je pa unides realisedes dalla gita in forza del secondo statuto autonomia del 1972. So il per esempio d'annunziare il sistema della scuola ladina, la rappresentanza ladina dell'amministrazione pubblica al do del proporz etnic, o il dart da durvanza del ladin di uffices di luosch ladins. Ora de quel, iel c'è la regolamentazione per i ladins di gremiums politics o c'è la misures de sustani economic del camp la cultura. Questa lista ne è nia completa e per ognuna de queste tematicas pudes un cumpa de su, de plu, de specificazions. In valgun d'arch per la gruppa de Rusneda Ladina ne favamo nia annunziat la prima versione del secondo statut d'autonomia e unides in giuntedes per ma plutert. Tres normes de attuazione e mutazions constituzionelles e d'arch la gruppa Ladina unic ampliei e segurei. L'ultima gran mutazions e unides portedes ita dalla legge in cit la meda legge al Freider. Il se tratta della legge costituzionella numero 1 del 2017. Questa legge ti dà ai ladins e alla ladines d'entre l'autor la possibilità di diventare presidente o presidente della provincia, a condizione che i o les ebe una rappresentazione della giunta provinciale. E che l'ultimo punto è determinante. La prima versione del secondo statuto d'autonomia fa scritto che la giunta provinciale musa fondamentalmente respidlare la presenza della gruppe linguisticas rappresentate del Consiglio provinciale. Questa disposizione fa un ram per la gruppa linguistica ladina, a già che tant che for il me un ladin o una ladina che la cava a rovet Consiglio, che non le cava in generale nia per una rappresentazione della giunta provinciale. Tres na legge costituzionale del 2001, il pona unin giunta che alla gruppa linguistica ladina possa la rappresentanza della giunta provinciale del Südtirol in c'è uni conceduta in desviada dalla rappresentanza proporzionale. Po va putut bang, no pa? Velk criticea che si tratta di una disposizione che vai jamais d'angora una possibilità. Dall'altra parte vaigiun, in base a chi esempi, c'è un mudament dell'autonomia dal 1972. Ulon sa c'è il moment saura con fins del Südtirol ora? I ladins dan pazz e de fedom, che donc la provincia de Bellung, possa messes mia de tel disposizions de possibilità. Il statut regional del Venet non il de guna normes de defendura per la popolazione ladina. La legge regionale del 1994 incont la promozione della mendranzas etnicas e linguisticas del Venet, pieta ora del sustani finanziel puc de sustani, per esempio per circa reverda l'insegnamento del ladin de scola. Per i ladins del Trentin, che de fascia, velel il statut d'autonomia regulas speciales e l'insegnamento del ladin e per cal segura. Na piera miliera je ilo in c'è stata la fondazione del rayon comprensionnel ladin in quei tlama Comune General de Fascia. I ladins del Südtirol ne giaudasch per esempio nia de cash. 3 provincias regulas de frontes. Con Leander Moroder rojnongs la masuras de defendura per la Rusneda Ladina, cal statut d'autonomia da dant. Ciun ponch il statut je pa daut se ora. Je penson plus a che de gredena va dia iange fascia de Trent, po possun di che il statut vai dan nia puc per nos, un po una buona serie de darch che nes mat la situazione na mandranza d'antre calas bang, considredes bang, scunedes in chinant. Sama che pona, danta dut pro Südtirol velkas, pro Trentino e Casnia, na son proports, che li fat in Scila, che
ten vanš na bona in ašleta, da kaš. Še tu laures la valez ladines, pa mustu savai de pluružnec, non valanja, ta kavznja, tel serviš publik muses propile savai, non džapsnja kal pošte laur, kal je put zgorna bona. Und admet se štantam pur, kaj udik ki pošt kje, kaj baban šali reservej prenaus, sama ma reservej, pa daj lopu das 3 ora inan la parola reservat, no, čam pošt šlut, me prenaus, massa šlutit, kaš pudas avestrandan. T post per angla druze, no, t posen čedi, ma sama pot kalmant kvidi ora, poš de dora jel vanš kriora 3 post da primart spudel de bulzang, i kaj sara al 99% fač dojpr šlija bulzang, dojpr italiani umpren tudašk, poč fiš pa kak sa detlara ladin. Kali pona plata, kak neus dijon, okles detlaria autrament de prekalkel nenia i kalinia tambel. Kali dizoma prena persona musai dir que tias vel d'autre de que tias kalinia tam vel de bel, no? Que vol dir que propors prenas is gurna banda d'un viaza, jak certa robes nes van reservedes, tu es un 4, ne sont pas mais 4% o 4 metz, po tant de post estu, i kai tie, i kai un po de guni belaut to, no? Que je vania 4 metr. Ma, se tu es ora, pona is dans tu 4 contre 96, i pona ves sot. I que certa stieres nienia possible dra, no? Arjonger, Kali me fun ban shaldi shot, che svel pa ban spritudagi italiani, che capaciba no proport nana bona mal di danza angezek che strangit da tra la situations. Altra cosa che mi sa che pudas vest fosdrat importanta me fun, comme sami, e kali zgur la television, na zon ban ali dan qui 5 minuti al di de transmission de noticias, noticier, kali ban bel trup, kan che fant el mutne forkalnia, no? Ma li me fun nia, promessa angemei romans. Per esempio, no? Che ja na la radio-television romancia, che na istituzione majra, la Rai de Bolzantlo, no? Sectemat, con 150 dipendenti, e che boni de fet trasmissioni ladines, si caso romancia, tutto lì. Non è che tu musst tutto lì la televisione, ma la televisione mi fa un po' un gran meso, mi calnes mangia un po'. Non baldert la fe, ma più che tanto in leit, no? Che tlorati lì mi ha dat tant dalla politica, ma li dat più che altro dal numero in un song dans me 4%, 4%, i sa on sa un paet oggi non compida la gente, io dai che la gente se declara i van compideda, li da spere che trop so gran pert de bejuna declarazione del vias ladin, prenausi di sicuro una buona, no? Claire, trop arobs van mus redes proprio al do a questa percentuela. Qual è la situazione ora da Südtirol? Da io sono più tresor in contatto con i ladins l'altra valedes, da vagungani in ca, ons me tumpe natel schwampo natel mi pallino degli italiani na mie lontana mi idea che i direttori di istituti ladin jak nas non trai un et gradina badia un et fascia e un la viat fedom che i direttori di istituti fort il conseil et la commissione scientifica dl'autor perché il moment plus sauri a coordinare l'attività ni a fare robes dopples e con laurea. Ma pona sama trisk contat vani fuori no saura no coclaie no cosas che ti jo met credaina badia sat proprio normal tving laus de ladin tu es gestaus ladin de scola do jaura di stie schlet po japsen 5 patoms ma calnaia in ja no da dai il dut menschim po a livello de volontariat linea materies curriculaires in Schila no tu es am pats nia cania no sectmat spensi anche diciamo ladin la duranza pubblica trectaina badiel normal che scrivi a miam bolt per ladin pom spendel per ladin mal nie tan normal tu ves la da sela o tu ves la da fedom juno da pordoi vie da jui i chalonk pona la altra matra la situazione iai kas i ban 20 gran i laudi ora no schmel vester de kai de che anche responsabilità istituzionale che spost che se stava un puerta trai is un vidia stus dinci ma possiamo un po' pos for lauda in Schila no got mit plan mit sut no nos long vom pauschal di plan no pana magari quella trosan ma i dan schali mel metui i la speranza i papitla pitlissima les mudezek l'unica occasione fu stata mo che anche che la dins fa spert la provincia o la regione Trentino Südtirol che fos da mera la migliore che pudas fe hai angefangen referendum la via co savon che a gran maggioranza di giorno lei fe perte questa regione li puda capi no per unde araba unir jatan da lon cicli prime
Prundaraba, Git, la Val Badia, Nina Spavat, che è proprio me 10 chilometri. Cash fosse una delle cose che mi vincesse più di tutte, che sta Valedes, che sta 3 Valedes, che è anche ladines, Pudas fait parte di l'altra nostra comunità della regione Trentino Südtirol, proprio già che lo il statuto autonomia non dà cerdarci che altri si smiaia. In Chico cabela da d'autra rojnedes de mandranza, angencet la comunanza ladina rojnad la standardizazione della rojneda. Del 1988 al professor Heinrich Schmidt già palanceria de laureora na proposta per na rojneda scritta unitera. In valgung anidant ovel belle matua dum regulas per il romansch Grigion, la rojneda unitera di Grigions. Il resultat l'aur de Schmidt fava la rojneda scritta la ding de l'omitang. La accetanza je de fronta in Chico cancella minungas. C'è di spaliander meroder in cascont. Na rojneda unitera, bella parola al dish, na una fazione positiva per conservare la ding. Domi minung, una. Giac na rojneda unitera d'antre tampo c'è gente de 5 varianti che sono la variante è tu da 10 o 12.000 o 7.000 persone che ognuno ha un po' si, no? Si rojneda d'loma un po' particolare, Bangugina ma particolare, poi vai di un significato la creazione una rojneda unitera. Ci noi ad sang, che è una mia convinzione calci, a che noi d'anternaus coccdit se podon capire senza altro is se liaison d'antre dai no, badiot. Of dom, porati nad gung un problema capi, quel crei mai a livello scritto. Ci cadro sang e quel importante no perché il processo di autodeterminazione, ma de cresciuta de nostra considerazione nos vester, e lo adro sang sec che can nos rujnon al mond, no, pona, che quando do, per forse il bambel, del fatto una variante. Che dice per la logica, che c'è poi una questione di economia linguistica, di energie, tant c'è pas che fai traduzioni. L'Istituto Niel Vagoni, l'Istituto Niel, c'est pas io, duci trai mazzadun per il nia, doi zaines de persone che fai traduzioni. Confessa ha fedut trai cin varianti, li pun spreco de soldi anche di energie. I fai che l'extranger ti pere for contro calgang li fagion, per doina i probadiot. Che va in il caso ora, und dann fatela o sanget istitut, anche fes roba per pitli mutons, ma canto es poi nant a scuola, ci, perché dice, perché si fece un regolamento, si scrive una cosa pubblica che valas produci la dings, per forse il ban proprio in fat o drat, ci sa una variante produce. Problemi unitaire vuol dire po matradum, cocna proa, questa varianza che non pono tan valive una dall'altra, e che pone alla fine, che non so da, che è stata la reazione del grum, alla fine non è cosa sambante questa cosa nuova, che lei è un po' ben nuova, no, produce, in scilla la sente guni sia e pone il vantel una roba in più. In roba in più, può essere una rujneda in più, ma la ding de gradina, io la ding, avvisa che facciamo la ding. Poi dici tu, ben, se vuoi ben imparare una rujneda nuova, può imparare l'inglese, mamiec, o il francese, o russo, via qui, cinese, audi. Quella è una rujneda nuova, ma che musse per poter scrivere mi rujneda ladina, è una variante che musi non pare, cioè che è altra mentre la mia, quella è un luxus che noi da ora troppa gente ne capace di significato. Monia, io mim savas belge, fossam bonits matrauna, chose mi teoria, scrivion sec quel proprio produci ladins, potul sang una variante, io fordit la proposta al badiot, no, già che sono badiot, sono più degradina, ma già che la rujneda da più gente, io la clai più raviseda, forma, e cala pudas vestre cala che è la rujneda ufficiale. Con cal son zauna, cal rati prenosta situazione fosse di gran importanza, aveva una rujneda ufficialmente riconosciuta, ma la musa vestre unitera, che vuol dire mettuda da elementi linguistici della varianza, che è una cosa che eme fudu troppa gente veig che forestol sant nia chesa per puposchla in Scila per no secta altro ad un'altra rujneda la vapuanga che rujneda franca per un punto tolto da ascoltaliano l'inglese lì dan quei sambano. Al dod l'Istitut de Statistica del Südtirol Astat viv 10,6% de persones que van da ora de ca de Südtirol. Schi in numred lang 2020.
La gruppa de Rosneda Ladina je mandra. Possa pa migrazione mettere in pericol I dort la mandranza ladina? De gung je meestal bon al montorat prestatuel segna dittatura in Scila, ma una democrazia ben ria de vermesu la gent la smuov. Ja crank la smuov, pas smuov la jac la uel paretsec da altri, a jac la schleta da dai acesa, o la clicchina mana viara da dai acesa. I ali anche ma al terzo pericol il clima, che sburda la gent, se pa del sud, in sciut la zona del nord l'Africa, sovir. Causa vermecas, che niente da verme. Perché Schulon fe da in ora scdina viara pana lonsa bel produda da ora, no? L'unica chance per il plurilinguismo, tu es una persona plurilinguela, pana is tu a una den pare d'autres in te tams nia dall'altros. De cas tratas Schulon fe gara cui altri pons bel produ. O con chi dies come 5 che tes dit, o cui tu das che 100% italiani che 28% e patlonons nas nia tlons bel produ. Mas nessa schon pensas an si, porque che si forstat, il adins fort temp l'impero austro-ungaric, tante nationalités for. So un posta e boniz manteni. Bona mantra nes vala di an cui schal di miec che no dan 150 anni, un scimes a mantra la gent. Un po' d'altri problemi che tletan cun schoinia, che si vera. Ma confessa a fremecas, perché l'unica chance I pensas in stas, caica le grazia a Rosneda Ladin, caica le grazia l'ensniassi mutons. In jed studè la lum, I digi for li en grum, che anche de studà la lum, che samo Ladin, I ti la niensnia ai mutons. In calmans fiscal, et studà la lum, di Ladin. Li saban già rida altra lums. Li baba mo Rosnedski mort sora, calca pasibantia. Per fine via questa trasmissione povonga cialetl dauni. La gruppa de Rosneda Ladina da 50 anni. Koja pa la vision del dauni de Edith Ploner e Leander Moroder? San io speri da san che l'ingaz la ding se montagnas e I sun ince positiva per ci creverda la prevision. Io crei che l'ingaz la ding fajarà 3 pert de plus d'un plurilinguisme, mo iarati che les famiglie e gnün tartanto duit in gran pert il valur qu'inchen pitch l'ingaz a che l'ingaz la ding. Samba che è importante da ti il valur te famiglia, dec ma sung ma più l'insegnetta scuola per anche le dvantleri, per dvant l'ingaz foresto. E da lo arati io che il fossil rischio che nies nia più duite a livello d'un major l'ingaz che samba una major attrattività e un major marché di gesince sul marché del lavoro. Pur che l'arati che la mandranza ladina in stassa mas craie, tcash valur, mas il deinant con convinzione. Ai pici mituns e als pics mitans po pudaraci ils istituziuns laureinant da mi. Io crei che la competenza di linguaggio cresceratl da ni, an baiarà de più linguaggio, magari nia alla perfezione, mo can ha diretto questa adoranza funzionale de più linguaggio cal crei io bagn, po sarungs in ciudai ci linguaggio, l'inglese restaureinant a cas livel de linguaggio de comunicazione internazionale, o c'el sarà d'altri svilupps, un savung niat 50 anni, caras pudarà ester les potences dominantes, sul mon o xarajarà veramente da sviluppei nanti regionalismi, mozzigu urarà l'ester de grain linguaggio de comunicazione, dec il mon ebel dar globalisé e pur il mon global sarà al 3 più di burjain da vainci in linguaggio de comunicazione più generale. Pur ci creverda il linguaggio ladin, samba mi immaginai che le restes itet les valades ladinas, che sarà dar rida purte fora l'ingaz ladin. Im gidras, che l'ingaz ladin nis purte inant, ince da caras personas che resta nia più avire, les valades ladinas, che ai mantains da identité d'un pitch popul, mo che I caratterisaia proprio su qualt particolare ca maniera. E schaleng jade un tema che ans assimilagion, po crai che an vaz ruxagn ana idea che sta particolarità è bella e questa particolarità va in sfiuda con una certa, dicessi io, ince forma de stolzo da essere proprio coscienti di questa particolarità e di questa identità. Ma samba l'identità ladina sarà nia la sua identità. Di 50 anni mi immaginai che un'identità con tan più mustades dipenderà samba niente da la migrazione reinant, che è un gran tema e in tartanza vunse con truc linguaggio per la nostra provincia e chi arà ince
so fin cal da mantenir sua identità e da portar inant Kislinga 5 km sarungs in pareda sa rapporter e da rispettare tutte le persone con sue identità in cet provenienza. Questa sarà una sfida molto arati che arava kilo da laura inant sung sta coscienza da vaig spitslingats, da vaig castar pjung e da vaig sura dutinch li grazza impara. Tlo muss ich pagi zurück, Jacques Kankner Sante Moutons. Pasama del podiken tlauta rujnant am ban lading. Natnia vaira, na zonjnan. Manianca am frutz, mietsch lading, dan Cincantani, anche fante pitl, che no zan, a fidia di. I rujnante troppa situazione non nianca mai rujna lading in tlauta. No naus pitli, no i ganch, i no i neines, i no i preves, i no i ambolch, i no i assessors. Cal van zan rujna de plu sulla qualità pudon strite, tlons naus instituts, scoles, unions, usdi ladings, un gran laur, ilons pudon judei, ti de idees coc un po' fe a miure, no, la rujneda, coc un po' fe capire alla gente che tu posni a rujne lading, im șdei tutta la rujneda senza psei, Jacques Trujnas studaš, ki mi še zdudi italijan, pa vans po angeme kuina, kaž mu se sem suceder pra lading, kaž postu fe, ma de plum postu nia fe. I prekal speri que se rende compte de kaž, je m'imagine, Jacques te me diš, ma pa mol, pa vzan oral lading, pa di, zan je santani, pa di jon šporon, que vivimo 20 anni, od sekt plu, que son ban segur que 20 anni la situazione nie prišli tak zang. Šle sarata 50 o 100 l'umstanti, già che di po 3 generazioni o 4 o 5 generazioni. I kai che io conosci a fa gran perta fa si dovere ti l'ansnia la prossima generazione. Tu pos me fecal. Zan sons na situazione de democrazia d'Europa e del mondo. In aus muss sons render cont che quasi il vestre de l'auni. Quasi il vestre de l'auni sa vai tiros neda. I vestre da vierge pare tutal altros. Ciuna siepa la caratteristicas la rujneda ladina, ciun aspect da storia e società je importants. Ciun significat ap al secondo statut d'autonomia per la ladinas e per i ladins, i co funzionea pa perdrat il sistem de scola paritetic. A questas e da plu domandas ti ongs chala plu avisa ta questa trasmission de Understanding Autonomy. Con il secondo statut d'autonomia al model de scola paritetic che da inant valores la rujneda d'loma e del plurilinguism già pana fundamenta importanta. Ti oncela aponch fundamentei del statut d'autonomia e alla situazione ora de Südtirol. Un chattel dauni sarà il tropan das fidedes per un pitel sistem in a pitla rujneda, important jel de mantenila la grazza con la rujneda d'loma e da pensare inant e sviluppe ideias per poder toita in mudaments de nostra realtà. La prossima trasmission, la ottava de Understanding Autonomy, ti chalongs alla autonomia dalla perspettiva della gruppa de rujneda italiana. A tosh da Understanding Autonomy. Das war Understanding Autonomy, eine Podcast-Serie der autonomen Provinz Bozen-Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von EURAC Research. Avete ascoltato Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research. Questo war Understanding Autonomy. Na linea del podcast la provincia autonoma di Bolzano Südtirol in collaborazione con il Center for Autonomy Experience de EURAC Research.